Quella tra Igia Virtus e Acireale non è stata una semplice sfida di campionato, ma una gara ricca di intrecci e vecchie conoscenze. A rendere ancora più acceso il confronto la presenza tra le fila giallorossa di diversi ex Granate, il direttore sportivo Chiavaro, il tecnico Marra e i giocatori Joao Pedro e Cicirello, assente per squalifica un altro ex maltese. L'avvio è subito ad alta intensità, la prima occasione per l'Acireale con Giuliano che da posizione favorevole calcia alto, poi è l'Igea a prendere in mano la partita e sfiorare più volte il gol. Prima Calafiore manda al lato da buona posizione, quindi Balsano impegna Negri con una conclusione da fuori area. Joao Pedro subito dopo colpisce in pieno la traversa e Cicirello chiama ancora il portiere ospite a un intervento in due tempi. Il gol del vantaggio arriva però al 28esimo con una splendida conclusione mancina di Balsano da fuori area, palla all'angolino e pubblico in visibilio. 1-0 per l'Igia Virtus. L'Acireale prova a reagire ma non trova il guizzo giusto, mentre l'Igea non perdona. Al 37esimo è Samaché a firmare il raddoppio con una sassata da fuori area, terzo gol consecutivo per l'attaccante malese in grande forma. Nella ripresa l'Acireale tenta di rientrare in partita ma trova sulla propria strada un super De Falco, autore di almeno due parate decisive. Al 67esimo arriva invece il tris giallo-rosso, sponda di Joao Pedro e colpo di testa vincente ancora di Samaché che sigla la sua doppietta personale e la quarta rete in 3 partite. Nel finale c'è spazio per un'ultima occasione granata con Giuliano, ma è ancora De Falco a dire di no. Finisce 3-0 per l'Igia Virtus che conquista la seconda vittoria in campionato e sale a 7 punti dopo 3 giornate. Acireale invece fermo a quota 1. Mercoledì si torna subito in campo per la quarta giornata e di tempo per recuperare energie ce n'è poco.